Hola, con passateca. È la bellezza di... Senti, prendiamo anche qualche telefonata, cosa dite? Sì, iniziate a rispondere. Pronto? Pronto? Pondi. Chi parla? Buongiorno. Bondi. Ciao Davide, sono la Teresa. Ciao Teresa. Allora volevo salutare i tuoi nuovi ospiti, un ben arrivati a Telecittà con tutti i telecittadini. Ciao. Grazie Teresa. È un onore per noi altri essere qua. È un onore anche per noi vedere dei giovani come voi che suonano. Hola. Ma soprattutto che fanno della musica molto particolare. Sì, ho sentito che battevano le lattine, sai. Oh, Luca. Grazie. Ascoltami Davide, Sì. Io volevo fare gli auguri alla Giuseppina Merlo di Mira, Sì? che oggi compie gli anni. Gli facciamo Tanti auguri Giuseppina. Tanti auguri da parte mia e di Luigi e auguri anche per ieri che era il tuo onomastico San Giuseppe e Giuseppina. Oh, tutto, Tutto, conoscono tutto. Auguri. Adesso volevo chiedere a questi giovanotti che hai lì in mezzo a te, Sì. che canzone potete dedicare alla mia carissima amica che oggi compie gli anni? Qua adesso Signora, quanti anni compie la sua amica? Non lo so. Vabbè, comunque le dedichiamo una canzone che la farà sentire giovane di nuovo e farà sentire in lei la brezza dell'amore. Va bene, allora io mi affido a voi e vi faccio tanti complimenti. Grazie. Ciao Davide. Non sbaglia mai. Ciao. Chi risponde adesso alla prossima? E gosto sparti. Dai, tu che mi vedrò coraggio. Grazie, buonasera, buongiorno. Mi so dall'inizio perché tempo di guerra è tutto fin che Davide sa, fisarmonica in casa mia e dappertutto. Però gonfio che suona chitarra classica con Citarella, che ha 48 anni qua a aprile, e il più giovane me ne vado, e la batteria suona come guardi. Tozza tutto il giorno. Bologna, già sta dappertutto, che sta premiato perché è veramente un batterista come ho sentito guardi. Ha avuto Daniele, avevo mai sentito l'imena Daniele Breda? Porco can. Il nome non è nuovo. Il nome non è nuovo. Beh, Breda che ne sono tanti. Ma suona su un gruppo o suona? I gas, orchestrina, ma comunque l'affare è vostro, è che battimento lo come ho sentito, senti Daniele. Ciò ha fatto bene, sì, male. Se volete salutare, se si fa una fotografia. Cari signore, comunque sì, dopo se vesti tu fregavi sempre la musica nel sangue e bevutai nell'issimo. Per forza. Ma neanche che mosai in progetto, per cui siamo dire mettere in raise intanto, si vuole fare esperienza prima. Non hai capito, come si può andare nell'issimo? Capito Davide? Sì. Comunque complimenti, si bravi. Grazie. Bocca al lupo che è suo nipote. Grazie. Sai che io dico ancora, perché sento quante volte dicevo, va fin da Davide, fate conoscere, ma non con sto battimento qua, ma lui accetta tutti che discorso. Che Davide, sì, sei contento? Grazie. Va bene così, buon seguimento. Grazie. E ricordate Daniele Breda che guarda, qui in casa non può mangiare, io dico subito. Come invece a me il vostro gruppetto? Rumatera, Puido cari. Vai. Capito, sono cari. Grazie. Mai vergognate di contadini, no, per cosa, scusa. No, sei un vanto, so. Sì, ho capito, amore, ma capisci. Anzi, scusa, girati un attimo con... Guarda qua, che siamo così in campagna, andiamo. Ecco qua, vedi? Perfetto, Davide. Magari anche altro. Buongiorno, cari, buongiorno. Grazie, buongiorno. Si è arrivata una bella televisione, Bene. Sappiamo. Beh, tanti auguri per tutto, sa. A guardi che si giovane tesori, e grazie sempre a Davide e Luca. Ciao, grazie. Ciao. Allora, sai, visto che oggi praticamente stiamo facendo scuola di dialetto, allora tutte le telefonate che oggi arrivano devono essere tutte in dialetto. Siete d'accordo? Sì, però noi altri parliamo di dialetto più crudo della strada, capito? Non è proprio tradizionale. È un dialetto, com'è che si chiama? Dialetto? Slang. Vabbè. Così spezziamo anche questa lancia in favore proprio di tutti i nostri amici veneti che ci ascoltano, e allora pronti, chiamateci perché le cose ci fa sempre piacere, ma soprattutto parliamo in dialetto. Io chiaramente parlo in italiano così spezzo. Sì, è giusto che voi, se no dopo uno neanche non che fa caso
che se io parlassi in dialetto, se tutti parlano in dialetto. Però la bellezza è di sentire, secondo me, il nostro pubblico che ci chiama e sentiamo proprio questo dialetto Sle. Buito! Ultimamente. Siccome abbiamo un pubblico che anche, credimi, da casa sono simpaticissimi. Vedrai che nelle prossime telefonate. Sì, ma noi altri seguimo assiduamente, sappiamo bene, anzi. Se no non scrivevamo neanche canzone. Esatto. Si tratta da una storia vera. Sì, nel senso, ma conti che è ben grosso come che sei nata così. Intanto aspettare allora che sei pubblicità strafanti vari. Vai. Allora praticamente noi altri siamo nati in campagna. Benissimo. Noi altri, per esempio, misso da Cassago City maglietta con sciuccanca. Io rise uno da Milano, uno da Scaldenigo, insomma siamo tosi di campagna, ecco. E come che poi americani probabilmente che se è rock and roll magari da Elvis, che robe là come punto di riferimento, poi altri che se liscio, perché noi altri siamo cresciuti con liscio. Da boccia te sagre, non che sei gruppi, robe che sei qui del liscio, no? E per cui poi altri è sempre un punto di riferimento, ok? Dopo che avevamo anche altre influenze ultimamente che abbiamo ascoltato altre robe, però questo è il discorso anche che tante volte capita che ti trovi a sera a guardare la televisione a certi orari un fia strani su canale dopo il 10 esatto, dopo il 10 fia abusivi così, e capita che te fai zapping e te trovi le città, e ora magari ti si infia stuvo, ti si torna a casa, roba, ti incanti là a guardare tutti qui che ballano. Io ho memorizzato prima del Rai 1 0-0 te le città, poi si impisa la televisione, dopo prima roba che te vedi, vabbè. E dopo anche perché comunque è bello perché riconosciamo tanta gente. Per esempio mi vedo mio nonno in giro per tutte le sagre che sì, anzi no, se io che vado avanti a telecamera per seccare giustamente, perché dopo si conosce uno che altro, quando che so mangiare a casa sua io riconosco e mi dice quello Tony Scaldenigo sa tutto, se bello. Capita a volte anche che sta dei nostri amici che si caccia a diretta abusiva, no? Se vai là ma là è un rischio, là secondo me là non ti riconosci proprio dalla faccia, molte altre parti del corpo che là devi stare più attenti certe volte, secondo me.